belli, buongiorno. Questa mattina passeggiata per San Luri, che è stato un vostro consiglio e noi ne siamo molto contenti perché tra l'altro già abbiamo conosciuto 2 di voi solo stando fermi nel parcheggio, quindi ottimo. E questo paesino è famoso per... Il pane? No, dillo tu quello. Dai. La facciamo di Alloga. Cibraggio. Questo pane è una pagnotta tonda un po' appiattita che si fa con la semola di grano duro e viene chiamato anche il pane della settimana perché ha una conservazione lunghissima, quindi si può mangiare per diversi giorni e rimane sempre molto buono. E ha una leggenda dietro che adesso io vi farò rappresentare da Alessandro e Luca. C'era una volta un soldato romano che si chiamava Ciro. Esatto. Ciro viene ferito in battaglia mentre cerca di mentre cerca di conquistare la Sardegna, ma la Sardegna gli piace così tanto che decide di rimanere a vivere perché conosce un sardo che si chiama Vargiu e che lo aiuta. Cerca di curarlo. I 2 diventano molto amici. Tutti i giorni Ciro e Vargiu mangiavano insieme nei campi. Ma un giorno Ciro dice: "Oh, come mi manca il pane romano, non come questo pane sottile qui che fate voi." E allora Vargiu risponde: "Vado a prendere un po' di grano e proviamo a fare il pane insieme." Intanto Ciro costruisce un forno con fango e pietre. I 2 si mettono ad impastare e dall'unione di questa forte amicizia nasce il pane buonissimo che tutti quanti iniziano ad amare e che loro si chiedono: come chiameremo questo pane? Chiamiamolo con l'unione dei nostri nomi, Ciro e Vargiu, e quindi Civargiu, che poi è diventato Cifragiu. Bravissimi! Stiamo passeggiando sotto il castello di San Luri, che è questo qui, e pensate che è l'unico castello medievale abitabile rimasto in Sardegna. È molto bello, dentro c'è un museo e noi andiamo a cercare il pane adesso. Ci siamo fermati a prendere anche un po' di verdura fresca e la signora ci ha fatto assaggiare dei pomodorini stupendi e quindi l'abbiamo comprati. Allora, dato che siamo dei bei cicciottelli, ci stiamo già preparando un bel paninetto con... L'anima del paninetto. Raga, questo pane ha un odore buonissimo, è stra leggero perché ci ha detto la fornaia che ha fatto tutto con lievito madre e vabbè, è stupendo, è meraviglioso. E lo condiremo tipo panzanella con questi pomodorini che sono dolcissimi, presi sempre a San Luri e che te li mangeresti tipo ciliegie. Sì, buonissimi. Quindi si dà il via con l'aperitivo. Vai! Io spero di non fare qualcosa... Qualche sacrilegio. Qualche sacrilegio, io lo taglio per così. Là. Eccolo qua. Guarda quanto è alveolato. Bello. Spettacolo. Per levare. E per accompagnare questo aperitivo ci berremo questo bel vino che ci hanno regalato Mauro e Claudia, che hanno la tabaccheria a San Luri proprio alla piazza centrale. Quindi grazie mille raga. Grazie ragazzi, mille. grazie. Bam. È pieno a cucuro. È pieno a cucuro.